Buongiorno da Leandro Maggi, Chioggia in diretta, inaugurazione della 83esima festa del pesce qua a Chioggia. Dopo 2 anni di lockdown l'ha voluta fortemente il sindaco Armelau, l'aveva già messo nella sua presentazione per l'elezione ad ottobre e quindi adesso abbiamo il piacere di avere il presidente della regione Veneto Luca Zaia che viene ad inaugurare assieme al consigliere regionale Bonafin e appunto al sindaco Armelau. Ecco, vedete Luca Zaia che si congratula con le ragazze che poi seguiranno i vari stand. Si presuppone migliaia di persone per questi giorni fino al 15 luglio, ma non solo, sono circa 200 le persone che sono impegnate per questa festa. Adesso vediamo se riusciamo ad avvicinarci. Tra gli altri naturalmente il consigliere regionale Corazzari e tutti gli esponenti politici di Chioggia. Taglio del nastro e noi seguiamo per Chioggia in diretta questo. Ecco, ci stanno dando le dritte per le dirette, noi siamo in diretta appunto da Chioggia, il presidente taglierà il nastro verso questo corso. Lo teniamo il nastro mentre fa, va bene? Buonasera a tutti, intanto ringraziamo il presidente Luca Zaia per la presenza qui a Chioggia per inaugurare l'83esima edizione della Sagra del Pesce dopo 2 anni di stop a causa pandemia. Niente, presidente, ti ringraziamo di essere qua, per noi è un onore averti, è un onore anche averti in una delle sagre che è veramente una tradizione per la nostra città. C'era bisogno di ripartire, Chioggia lo sta rifacendo in tutti i sensi, si sta impegnando e questo è il risultato. Poi continueremo anche a visitare la mostra dei nodi, gli altri stand della sagra che vogliono conoscerti, salutarti, fare anche le foto, perché insomma avere il presidente della regione qui a Chioggia non è cosa da tutti i giorni. Niente, ti lascio la parola, se vuoi salutare. Sì, no, devo fare velocissimo, abbiamo i tempi ristretti, quindi lascio la parola subito al presidente. Un forte applauso perché dobbiamo accogliere e dobbiamo far vedere il calore della nostra città. Troppo gentili, buonasera a tutti, grazie al sindaco intanto per l'invito e un saluto veramente di cuore a tutti voi. Come sapete non è un bel momento per il Veneto, no? Anche adesso arrivando, potete dare un po' più volume per favore? Grazie. Anche adesso arrivando ho avuto un aggiornamento di quello che è il problema Marmolada e lì siamo purtroppo con dei numeri preoccupanti perché comunque abbiamo 11 persone tra deceduti e dispersi e 8 sono feriti, quindi 19 persone noi abbiamo contezza che in quel ghiacciaio c'erano, quindi continuano le ricerche e purtroppo si trova un sacco di reperti biologici e tecnici e adesso i RIS stanno facendo il DNA dei familiari e dei reperti cercando di incrociare e vedere di dare un nome e cognome a tutti questi reperti. Detto questo, la vita continua, sono venuto comunque volentieri qui dal sindaco, da voi e penso che noi un primo applauso lo dobbiamo fare, sapete a chi? Ai pescatori, perché se non ci fossero i pescatori la fiera del pesce l'83esima non si farebbe. L'assessore Corazzari che qui in questi giorni ha organizzato gli stati generali della pesca, sto parlando da ex ministro della pesca, sono stato anche ministro della pesca, ad una marineria importante. Io penso che i pescatori abbiano dimostrato, soprattutto quelli veneti, quelli delle nostre marinerie, parlo di
ovviamente Chioggia, Portopila piuttosto che Caorle, insomma le nostre marinerie, abbiano dimostrato di avere un rapporto veramente solidale con il mare. Qualcuno dice sono degli agricoltori, sì, perché noi abbiamo la gestione della nostra risorsa, facciamo le semine, facciamo i periodi diciamo di ferma, decidiamo dove andare a raccogliere e dove non raccogliere, e penso che varrebbe la pena ricordarlo, che questo è merito dei pescatori. Le prime due OP, organizzazioni di produttori, cioè l'OP Vongole e l'OP Fasolari, sono nate in Veneto e sono modelli, fra l'altro quello dei Fasolari, che è partito per primo se non ricordo male, sono modelli poi che sono stati replicati e comunque seguiti a livello nazionale e internazionale. Detto questo, un ringraziamento a tutti coloro che sono qui per questa fiera, e noi abbiamo l'obbligo, io ci sono venuto proprio per questo, perché è anche l'83esima edizione che vuol dare un segnale di ripartenza. Il Covid pesta molto di più, però il virus di oggi non è quello di 2 anni fa, il virus di oggi non è quello di Wuhan. Pensate che se noi avessimo il virus di Wuhan con i contagiati di oggi avremmo già chiuso gli ospedali. La verità è che oggi abbiamo almeno 3 volte i contagiati di 2 anni fa ogni giorno, mediamente abbiamo 10.000, 12.000 contagiati. In questo momento abbiamo 830 persone in ospedale, non sono poche, però c'è da dire che metà dei nostri ricoverati sono Covid per caso, cioè la partoriente che arriva a partorire e scopriamo che è una positiva asintomatica, piuttosto che i tanti incidenti stradali, e ne stanno arrivando tanti purtroppo, e i traumi che finiscono in sala operatoria, e noi obbligatoriamente facciamo il test ai ricoveri, e quindi oggi diciamo che se dovessimo valutare la vera pressione abbiamo più o meno 400 persone che sono arrivate in ospedale perché malate di Covid. Facciamo attenzione, è vero che i giovani e comunque chi sta bene rischia veramente in maniera infinitesimale, qualcuno dice un raffreddore, un po' di mal di gola, mal di testa, qualche linea di febbre, la febbre un giorno o due e poi se ne va, però ricordiamoci che abbiamo l'obbligo di proteggere le persone anziane, le persone fragili, quelle persone che non possono permettersi di prendere un virus come questo. Quindi questa è la ripartenza, l'83esima edizione, quindi un ringraziamento intanto a tutti gli espositori, a iniziare dai volontari, tanti volontari che ho incontrato, e facciamo un applauso perché ho visto un sacco di ragazzi, ho visto un sacco di ragazzi, quindi veramente anche faccio i complimenti sindaco perché ho visto squadre di ragazzi. E poi veramente un ringraziamento a voi di essere qui, perché queste feste funzionano se ci sono i visitatori, e so che dimostrerete in questi giorni con calore di essere vicini ai nostri produttori. Prima ho incontrato un ragazzo che da 2 anni che battaglia con il mare per fare le sue, con l'acqua scusate, per fare le sue ostriche, che le propone qua più in su a destra, hanno tutti la maglietta nera, e dice ho avuto insuccessi per qualche anno, però adesso arrivo a 30 quintali di ostriche, e questo è un bel segnale, no? Perché qua non è che buttano tutti la spugna, c'è anche qualcuno che combatte e poi viene qua con le sue ostriche e dice ne ho 30 quintali, e molti altri esempi. Insomma, penso che questo sia quello che debba essere sottolineato. Io non aggiungo altro, veramente grazie per essere qui e grazie per l'invito sindaco, veramente grazie, e in bocca al lupo per la manifestazione. Grazie. Non andare via perché devo consegnarti un regalo da parte mia, da parte dell'amministrazione comunale. Do la parola a Serena De Perini, che è l'assessore agli eventi e il marketing del comune di Chioggia, che ha seguito le fasi anche tecniche insieme agli uffici comunali, alla dottoressa Ballarini e a Emanuele Pasquali del comune e dell'ufficio turismo, che potrà ovviamente parlare più nei dettagli. Intanto vado a prendere una cosa per il presidente. Grazie. Grazie Presidente, l'ha detto anche lei, abbiamo aspettato 2 anni per dirlo, ma finalmente questa sera possiamo dirlo. Benvenuti all'83esima edizione della Sagra del Pesce. Sono stati 2 anni difficili per tutti, quest'anno è stata proprio la Sagra, noi l'abbiamo ribattezzata proprio la Sagra della ripartenza. È una ripartenza oculata, è una ripartenza attenta a tutte le norme, al rispetto delle distanze per quanto possibile, dell'indossare la mascherina. Anche i nostri stendisti, li ha visti Presidente, avevano la mascherina addosso. Quindi assolutamente è il momento della festa, è il momento della nostra festa, della nostra tradizione. Quindi di nuovo godiamoci la nostra Sagra del Pesce. Grazie.
Bene, grazie Serena. Un attimo che non ho parlato prima di pescatori, non perché mi sono scordato, perché il ringraziamento va sicuramente a questo settore, al mondo della pesca, perché aspettavo questo momento per regalare al presidente Luca Zaia il bragozzo costruito dal nostro artigiano di Rivavena Roberto Carisi, che questo qua è il simbolo proprio della pesca di una volta. Grazie, veramente grazie di cuore. Fra l'altro saluto i miei consiglieri che sono qui, Marco Dolfin, Erika Baldin, non so se c'è qualcun altro, ecco, quindi saluto e magari facciamo anche un applauso ai consiglieri. Poi sono quelli che portano i soldi qua, no? Grazie. E grazie per l'omaggio, grazie. Grazie. Sarà messo sopra la scrivania, ha ragione. Perché i pescatori viene sempre prima di tutti, giusto? Eccoli là. Bene, così in ufficio dal Presidente del Veneto ci sarà anche un pezzo di chioggia con il nostro bragozzo. Grazie Presidente. A Leo non casca mai, sia chiaro. E qua a Ciosa che ne sapeva qualcosa, da Leo che non casca. E no, se è cinese è bandiera, se è buona, è roba nostra. Eccolo qua, questo porterà fortuna al sindaco, 1100 anni di bandiera qua, roba seria. Grazie. Erika. Dove sono gli assessori comunali? Quindi qua, consiglieri comunali, la dirigente Ballarin. Bene, adesso procederemo al taglio del nastro tricolore. Signore, per favore, potete spostare un attimino. Grazie. Forbici al Eccoli qua. Siamo proprio indietro, va che non si sta. Signora, se si sposta un attimo, grazie. Adesso il Presidente farà un giro per lo stand e noi riprendiamo fra qualche 10 minuti, perché poi riprenderemo il Vescovo di Anin che fa la solenne inaugurazione. Da Leandro Maggi è tutto.